Eder. Mech. Pallister. A Scandicci oggi, mercoledì 18, scatta l'allarme nel primo pomeriggio intorno alle 14, quando i militari intervengono nell'ex area CNR in una zona verde dove ci sono edifici e strutture lasciate andare tra casolari e mobili abbandonati. Secondo le prime informazioni è stato trovato infatti il corpo senza vita di una donna e l'elemento che fa subito pensare al peggio è questo: la vittima risulterebbe decapitata. Il punto del ritrovamento viene descritto come un edificio abbandonato. Sul posto adesso lavorano i carabinieri con il supporto del reparto investigativo scientifico, presenti anche polizia municipale, medico legale e soccorritori del 118. In questa fase l'ipotesi che viene battuta è quella di un probabile omicidio, ma la partita vera è tutta sui rilievi: capire identità della donna, tempi della morte e dinamica. Un dettaglio importante, che è anche il più frustrante: l'identità della vittima al momento non risulta nota e per ora non emergono pubblicamente elementi su eventuali fermi o sospetti. Insomma, scena delicatissima, indagine appena partite, gli investigatori che devono dare un nome a quella donna, prima di tutto il resto. Adesso andiamo invece a Gorizia, dove il fatto è avvenuto martedì 17 alle 8 di mattino, ma la notizia è rimbalzata con forza solo nelle ore successive. Sulla riva dell'Isonzo viene trovato il corpo senza vita di una donna. La prima cosa che chiarisce la questione di Gorizia è netta: viene esclusa la natura violenta del decesso. Sul corpo infatti non sarebbero state riscontrate ferite o lesioni riconducibili all'azione di terzi. La pista più solida, almeno adesso, è quella di un malore improvviso. Altro dettaglio che conta: la donna non era in acqua ma sulla riva, in un punto indicato all'altezza del quartiere Stracis, dove si trova anche la centrale idroelettrica. L'ipotesi operativa quindi è semplice: stava facendo una passeggiata e si è sentita male e non c'è stato nulla da fare, ma attualmente tutto è al vaglio. Quindi, nonostante adesso non si pensi all'omicidio, tutto ciò resta un giallo vero, perché la donna non si sa chi sia. Era priva di documenti e l'età presunta viene collocata tra i 65 e i 70 anni. E dalla questura fanno sapere anche un altro punto: non risultano denunce di persone scomparse compatibili, almeno per ora, con l'identità di questa donna. E allora non si esclude che si possa trattare di una cittadina slovena. In quelle zone, spiegano, capita spesso che lungo il fiume passeggino anche residenti di Nova Gorica. Le indagini sono seguite dalla Polizia di Stato e in particolare dalla squadra mobile. A Suzzara, nel Mantovano, un uomo di 37 anni è stato trovato nel tardo pomeriggio di martedì 17, riverso in un fossato a bordo strada lungo via Marzole. A notarlo sono stati alcuni passanti. L'uomo era immobile, privo di sensi, in condizioni già disperate. Da lì è partita la chiamata ai soccorsi. Sul posto si sono poi mossi in pochi minuti i sanitari con 2 automediche e un'ambulanza della Croce Rossa Italiana. La prima valutazione è stata drammatica: il 37enne era in arresto cardiocircolatorio. I soccorritori hanno fatto manovre di rianimazione a lungo per circa un'ora, riuscendo a strappargli un margine minimo di stabilizzazione, quel tanto che bastava per tentare il trasporto in ospedale. A conferma della gravità è stato subito allertato l'Ei Soccorso da Parma. Nel frattempo l'area è stata gestita dalle pattuglie. La polizia locale di Suzzara è intervenuta con il supporto dei carabinieri anche per mettere in sicurezza la zona e regolare la viabilità con rallentamenti durante le operazioni. L'uomo è stato quindi portato d'urgenza all'ospedale Carlo Poma, ma è morto subito dopo l'arrivo. Adesso il mistero sta nel capire cosa sia successo prima di quel fossato. Le ipotesi allo stato restano aperte, da un malore con conseguente caduta fino alla possibilità di un investimento anche con eventuale omissione di soccorso. Gli investigatori stanno lavorando sui rilievi, testimonianze e soprattutto sulla ricerca di telecamere in zona per ricostruire i minuti precedenti al ritrovamento e capire se lungo via Marzole sia passato qualcuno che possa aver visto o causato l'incidente. Al momento non risultano comunicazioni ufficiali che chiudano il cerchio sulla dinamica. Si è ancora nella fase in cui si incastrano immagini, tempi e tracce sul posto. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.